Si chiama culla per la vita, è una culla termica, come potete vedere, messa a disposizione per le madri sfortunate che decidano di abbandonare nell'eventualità il loro bambino. Una soluzione estrema per un atto estremo a disposizione d'oggi in poi all'Istituto Palazzolo di Vicenza. È la 25esima culla per la vita in Italia. Una tecnologica e moderna ruota degli esposti è la risposta che il capoluogo iberico, il quarto nel Veneto dopo Padova, Treviso e Verona, vuole dare ad un fenomeno per fortuna ormai raro, ma che negli ultimi 12 anni ha causato più di 100 infanticidi, l'abbandono dei neonati. L'ospedale è il posto dove si può trovare un aiuto in casi di questo tipo, ma se anche l'ospedale non fosse abbastanza, allora ecco che è un segno di civiltà, è un segno di amore avere in una città un posto caldo, sicuro, dove può essere lasciato un bambino. I bambini che vengono lasciati nei cassonetti fanno una fine terribile. Come avviene già per tutte le altre 80 culle sparse per il mondo, uno sportello esterno permetterà di introdurre il bambino nel vano termico. Per garantire il più totale anonimato, un allarme elettrico segnalerà la presenza del piccolo solo qualche minuto dopo il posizionamento in culla. L'allarme scatterà solo all'interno dell'Istituto Palazzolo, dove 24 ore su 24 le suore saranno attive per il recupero del bimbo e l'immediato trasporto in ospedale. Appena inaugurata, la culla per la vita di Vicenza ha però già compiuto un piccolo miracolo in nome della difesa della vita, quello di mettere insieme per la sua realizzazione tutta la città, dal comune alla provincia, dalla diocesi alle associazioni. Messaggio, ci hanno lavorato tutti, elettori di centrodestra, di centrosinistra, perché la vita deve unire, non deve dividere. È sulla vita che si misura veramente non solo il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro, allora puntiamo su questo, non creiamo steccati, contrapposizioni, cerchiamo di trovare le vie di un dialogo sereno ma costruttivo e positivo per promuovere la vita di tutti, che è il dono più prezioso che Dio ci ha dato.